Mi racconti? Voglio raccontarti, siamo ancora sul solco dei film a tematiche sociali e con protagonisti giovani. Mhm. La grande attrazione ieri è stato Joliet perché ha firmato le musiche di questo lavoro che noi presentiamo in assoluta anteprima questa mattina, ma vedi che bel privilegio su Open Day Cinema Radio Onorati, In è con te, perfetta onorati, padrona di casa. bravissimo. Perché stiamo per collegarci con la regista di 101%, lei si chiama Serena Corvaglia e Giuseppe ci dice che è già in collegamento. Serena, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Viva, ti chiediamo scusa se non ti vediamo, non abbiamo potuto fare il collegamento in video, ma la tua voce la sento veramente carica, perché poi ho visto delle immagini ieri dell'arrivo di Joliet, c'è tutto merito del tuo La film. sentiamo Sì. carica al 101%. Esatto, no, è stato un momento bellissimo, intenso, tra Jolie e Giulia, tutto il resto del cast, devo dire ci siamo divertiti sul red carpet e non solo. Sì, senti Serena, il tuo 101%, sottotitolo Chi controlla le tue scelte, punto interrogativo, ha vinto la sesta edizione Tra cuore e mente, l'educazione sentimentale ai tempi dei social network. Presentare il tuo film in una vetrina internazionale come Venezia non è poco, Serena. No, è molto emozionante. C'è da ricordare che il contest è stato vinto da Andy Oldivani, che è Sì. diciamo l'autore della sceneggiatura, e poi io sono stata chiamata a dirigerla, quindi il lavoro è sicuramente un lavoro corale, il merito va diciamo all'autore e anche a tutto il resto della squadra e comunque sì, certo, presentare il lavoro in questa vetrina insomma è sempre molto bello, anche perché i cortometraggi soprattutto insomma, non sempre hanno una diffusione sul grande schermo, quindi è molto emozionante insomma, trovarsi in sala vicino al pubblico ed avere la possibilità di respirare insomma, gli spettatori che vedono e si emozionano con il tuo lavoro. Ma poi Serena, il privilegio, Monia, di avere il film già in piattaforma, già su Rai Play, avere un partner come la Rai che te lo mette proprio subito e fruibile, questo è bellissimo. È tutto organizzato, tutto ben Sì. premeditato, ben, come dire, È diretto. bello, è Sì, bello. sì, tra l'altro anzi colgo l'occasione per ricordare che già appunto su Rai Play è stato messo in concomitanza con la proiezione di Venezia il cortometraggio 101% sulla piattaforma di Rai Play e sì, Rai Play, ma perché è Rai Cinema che è molto attenta appunto a questi temi che vedono giovani e tecnologia, rischi del web e Rai Cinema è promotrice proprio dello stesso contest. Come attenti quindi noi siamo a passare in FM e tra poco continuiamo. Eccoci qui, dopo Mario Venuti siamo in diretta in FM, Radio In, qui con me questo martedì cinematografico con Ivan Scinardo che propone ospiti sempre straordinari. Siamo in collegamento con chi, Ivan? Siamo in collegamento con la Serena nostra Corvaglia. ospite? Serena Corvaglia è una regista, firma un film dal titolo 101% con un sottotitolo Chi controlla le tue scelte e per noi è un onore e un privilegio, Serena, averti in questa nuova edizione di Open Day Cinema e raccontare questo lavoro che ha vinto la sesta edizione Tra cuore e mente. Mi piacerebbe molto, Serena, che tu ci potessi raccontare gli obiettivi di questo laboratorio di scrittura e innovazione che sono comunque al servizio delle tematiche sociali. sì, come dicevo appunto l'obiettivo di questo contest è quello di sensibilizzare sui temi legati ai giovani e alla tecnologia, sui rischi del web e quindi ormai credo che sia questa la sesta edizione, ogni anno ci si focalizza su un tema diverso, quest'anno appunto era l'amore ai tempi del web, gli anni passati ci sono stati toccati temi come il sextortion, il revenge porn, insomma tutti temi che in realtà sono attualissimi e quindi quest'anno diciamo in realtà abbiamo approcciato il nostro tema con una sorta di maggiore ironia perché di solito chiaramente
insomma le storie sono state molto più cupe, anche proprio per il tema stesso, insomma, che lo richiedeva. Invece noi quest'anno abbiamo deciso appunto di cercare di introdurre elementi di comedy, proprio perché poi alla fine la commedia è uno strumento che permette molto più con più leggerezza, poi però una sorta di riflessione profonda, no? Finita la risata ti lascia la possibilità di capire, di pensare che cosa ho visto. E quindi sì, insomma, la realtà che non esiste è un contesto molto importante secondo me, perché ancora nessuno veramente sta parlando di giovani e tecnologia in un modo così profondo in Italia. Sono d'accordo Serena. Monia, c'è il trailer per chi ci sta seguendo nella diretta Facebook. Serena, devi sapere che abbiamo in questi 4 anni di Open Day Cinema degli ascolti altissimi anche dall'estero, perché abbiamo una fetta di ascoltatori e fan di Open Day Cinema anche dall'America, e quindi Monia. Sì, adesso passiamo su Facebook, anche se lo siamo sempre in collegamento, ma comunque musica, perché la radio trasmette musica. Che brano. Che brano. La tecnologia è chiaro tra giovani e non, ma insomma facciamo vedere questo trailer. Sì. Siamo pronti alla regia, Giuseppe Scalici, e via. Come si fa a rovinare tutto così? Che non sapevo cosa dire, era un disagio. Le ragazze rappresentanti le abbiamo finita. E allora si va di Hit Me Cupid. Oh, Hit Me Cupid, no. Tu chi sei? Io sono Cupido. Tu chi sei? Io sono Cupido. Poi lo sai che in questa casa le regole le faccio io. Cosa vuoi che succeda se vado a ballare? Se mi ami devi farmi stare tranquillo. Mi sta mandando in para perché non vuole darmi le password dei social. No. Non puoi fare l'attrice. Perché? Conquistarle tutte in qualsiasi modo. Quindi che foto hai? Al mare? Qualche viaggio in Spagna? Ci sarà tantissimo lavoro da fare. Beh, il trailer era abbastanza veloce, rapido, e stavamo parlando appunto di come il tema verta sempre sui giovani. Si ha la necessità di parlare di giovani, di questi giovani che dicono noi da genitori siamo sempre attenti e impauriti, però raccontano il fatto loro, no? Serena? Sì, eccomi, no. Certo, assolutamente, no, ma loro appunto, cioè noi abbiamo parlato appunto di giovani e questo tipo di nuovo intervento di artificial intelligence all'interno delle app di incontri, perché in realtà l'autore si è proprio ispirato a delle possibilità che ha visto, esistono già app che ti consigliano, ti dicono cosa scrivere per aumentare la probabilità appunto di riuscita, no, nelle comunicazioni, però chiaramente tutto questo provoca dei rischi importanti, e abbiamo deciso appunto di esplorare questo tema qui proprio perché insomma l'idea che quello che uno dice soprattutto nell'ambito dell'amore, del sentimento, per comunicare con l'altro sesso venga dettato da un algoritmo è semplicemente aberrante, quindi appunto volevamo proprio raccontare il fatto che è difficile poi tornare indietro, quindi il nostro Riccardo si è trovato appunto a dover fare questa scelta. E passiamo in FM. Beh, video kill, ma in realtà non sono tutti i video che possono uccidere, anzi. Far rivivere. Quindi secondo me i giovani siamo forse più noi adulti spaventati dell'intelligenza artificiale. Che ne pensi? È la mia opinione, e invece i ragazzi hanno assoluto controllo, giusto Ivan? Assolutamente sì. Monia, fammi ricordare per chi si fosse messo in ascolto adesso, siamo in collegamento dal Lido di Venezia con Serena Corvaglia. Non nulla,
regista del film 101%, stiamo raccontando una nuova forma di storytelling, Monia, ed è bello che quest'oggi noi ci stiamo occupando dei ragazzi, dei loro linguaggi, ma soprattutto fammi fare i complimenti alla regista Serena, perché sta percorrendo un terreno impervio, un terreno veramente molto molto spinoso e complicato, Serena, perché grazie al tuo film stai permettendo ai giovani di dialogare con i loro genitori, con le loro famiglie, ma soprattutto attraverso il tuo linguaggio filmico stai evidenziando le opportunità dei social network, ma anche e soprattutto le insidie. Sì, infatti appunto intanto ti ringrazio, è un terreno impervio assolutamente, perché poi il rischio è quello di demonizzare, criticare in toto gli strumenti tecnologici, però non era questa la nostra intenzione, noi volevamo evidenziarne i rischi, ma allo stesso tempo anche attraverso la storia appunto di Teresa, che è la sorella del protagonista, interpretata da Giulia De Lellis, noi diciamo attenzione però, perché diciamo una certa tossicità nella comunicazione può avvenire anche nella vita reale, e quindi appunto attenzione agli algoritmi, alla intelligenza artificiale, però attenzione sempre a noi stessi, alle nostre scelte, a non confondere diciamo la gelosia con l'amore. È vero, Serena. Di Joliet ne abbiamo parlato con i due brani El Pibe de Oro e Una come te, che danno valore aggiunto al tuo lavoro filmico, ma mi piacerebbe molto che tu spendessi proprio nel finale di questa intervista due parole sui protagonisti, che sono Andrea Arru, Giulia De Lellis e Daniele David, tre visi veramente bellissimi e che sicuramente faranno il successo di questo lavoro. Sì, io mi ritengo molto fortunata perché insomma è stato molto bello, è un onore per me lavorare con loro, perché a modo loro ciascuno ha portato qualcosa di diverso nel progetto. Andrea Arru veniva da fuori, da un grande successo, una serie Netflix e un grande ritorno anche proprio di pubblico, amatissimo dalle ragazzine, ma lui in realtà è un ragazzo molto introverso, molto bravo, e ha caricato il protagonista con i suoi colori anche di disagio molto bene. Giulia è stata per me una scoperta, veramente grandissima professionista, ha approcciato il film con grande impegno e talento, e secondo me si vede, soprattutto c'è una scena in cui viene ripresa senza tagli in un carrello che io adoro e che dimostra veramente quanto questa ragazza sappia abbia un futuro secondo me nel mondo del cinema. E Daniele David, che nasce anche lui su Instagram, è un content creator, ma ha già fatto delle cose anche nel mondo del cinema e ha un talento comico secondo me che verrà sempre più valorizzato in futuro. È bello quando si scoprono dei talenti, e un film ovviamente li amplifica e li mette in evidenza. Questo è sempre veramente un grande orgoglio per chi fa regia, Serena. No, certo, guarda, mi preme anche ricordarti che nel cast c'è Sofia Iacuito, che è un po' una mia musa, che mi porto dietro al mio ultimo cortometraggio Un'ora sola, e niente, insomma anche lei bellissima, bravissima. Eh sì. Serena, che dirti? Grazie. Io anche per te l'avevo detto ai precedenti ospiti, domani arriverò a Lido, mi piacerebbe se tu sei lì, incontrarti, e chissà, magari possiamo portare a Palermo. Io ritorno un po' sugli inviti che fa Monia, di portare i film nella nostra città e renderli anche noti al nostro pubblico. Anche da magari anche da te al centro sperimentale, voglio dire, qua certo. Stiamo parlando con Iva Scinardo pure, che insomma è la nostra punta di diamante di Radio In, del cinema, e intanto lui si sta programmando i suoi caffettini direttamente a Venezia. Sono delle esche. Ci sei? Magari prende giusto qualcos'altro, perché già si è programmato i suoi appuntamenti. Sono contenta. Giusto. Abbiamo una mediatrice, Serena, che si chiama Raffaella Spizzichino, che è una carissima amica e che è meravigliosa
Rosa, permettimi di ringraziarla pubblicamente perché ci segnala sempre delle anteprime. Lei adora Open Day Cinema a Radio In, quindi noi adoriamo lei. Quando mi ha fatto il tuo nome ovviamente ho detto immediatamente sì. Avevamo tanti argomenti, ti lascio immaginare, c'è il festival che è in piena attività, ma mi è piaciuto molto questo 101% e non vedo l'ora di vederlo. Ma io ti ringrazio, vi ringrazio tutti quanti davvero per l'ospitalità e insomma vi auguro buona visione. Grazie a presto, ti aspettiamo in Sicilia. Grazie. E noi invece